Si è comportato da codardo, non mi fido più di quell'uomo. Queste le parole dell'avvocato Omar Giampaolo Mohamed Ahmed, 42 anni, ex fedelissimo dell'imprenditore Marco Campione, che lo aveva messo a capo dell'ufficio legale di Girgenti Acque, affidandogli diversi incarichi di rilievo. Si presenta in procura e rilascia dichiarazioni spontanee. Il professionista, che ha annunciato di voler rinunciare al mandato difensivo, ricostruisce un decennio di collaborazioni con le società del gruppo Campione e rivela alcuni particolari inediti. Difficile però parlare di collaborazione visto che non è indagato, né rivela fatti che pare possano portare oltre quanto si è già appreso nella lunga indagine. Mohamed Ahmed, che sostiene di essere creditore di Campione di oltre 170.000 euro, in parte compensati con una fornitura di materiale elettrico di 50.000 euro per la sua villa, dopo aver tentato di riscuotere le parcelle avviando una serie di interlocuzioni formali, si è presentato nella stanza del procuratore facente funzioni Salvatore Vella, dicendo di voler rilasciare dichiarazioni spontanee nell'ambito dell'inchiesta Waterloo, che avrebbe accertato un vero e proprio sistema costruito attorno alla figura di Marco Campione, ex presidente della società che gestiva il servizio idrico nell'Agrigentino, prima del commissariamento dovuto all'interdittiva antimafia. Provvedimento che in un primo momento, secondo quanto ipotizza l'accusa, sarebbe stato evitato dalla compiacenza dell'ex prefetto Nicola Diomede, che comparirà insieme ad altre 46 persone davanti al GUP Michele Raimondo, che dovrà decidere se rinviarlo a giudizio per le accuse di concorso esterno in associazione a delinquere e abuso d'ufficio. Della rete di Campione, la cui esistenza sul piano indiziario è stata in parte esclusa dal Tribunale del riesame che ha scarcerato gli indagati, avrebbero fatto parte uomini delle istituzioni, professionisti e forze dell'ordine, tutti in fila, sostiene l'accusa, a chiedere assunzioni a favore del Berlusconi di Agrigento in cambio di asservimenti professionali o istituzionali. Mohamed Ahmed racconta la sua rapida ascesa nelle imprese del gruppo Campione, in cui nel 2013 è stato inizialmente assunto come collaboratore, spinto da una sua amica che lo aveva proposto fino ad arrivare a dirigere, appena 3 anni più tardi, l'ufficio legale di Girgenti Acque e assumere la difesa personale di Campione in pressoché tutti i procedimenti, insieme ad altri professionisti. Nelle 8 pagine di verbale sottoscritto con il procuratore Velle, PM Sara Varazzi, Paolo Avetro e un team di investigatori, di cui ha fatto parte anche il capo della DIA Roberto Cilona, l'avvocato parla di un particolare sistema di controllo di dipendenti che in sostanza sarebbero stati tutti monitorati per verificare se avessero requisiti di integrità morale per lavorare alle dipendenze di Campione. La moglie di Campione rivela mi chiese di contattare un investigatore privato. Ne selezionai uno che veniva pagato attorno ai 30-35 euro a pratica. Se gli accertamenti avessero dato un certo esito, avrei comunicato all'ufficio che il personale da assumere non aveva i requisiti morali. Ricordo che lo screening fu fatto da me su tutti i dipendenti e collaboratori già assunti. Il professionista inoltre rivela: i raccomandati di turno da parte di Campione erano comunque costretti a lavorare anche se credevano di prendersi lo stipendio senza faticare. Mohamed Ahmed rileva che un suo collega avvocato, in un primo momento indagato e intercettato, gli chiese un incontro con Campione. L'ipotesi almeno iniziale è che la richiesta arrivasse dall'allora prefetto Nicola Diomede, che in sostanza avrebbe volutamente salvato Girgenti Acque omettendo in maniera illecita di adottare l'interdittiva antimafia. Non parlarono in mia presenza e non seppi mai il contenuto del colloquio fra il collega e Campione. Lo stesso non mi metteva al corrente di certe dinamiche che ho appreso poi. L'avvocato rivela di aver consigliato a Campione, dopo l'arresto, di mettersi a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imprenditore fece una scelta diversa, ascoltando il consiglio dell'altro difensore. I rapporti fra me e Campione, dice il professionista, si sono raffreddati circa 2 mesi fa. Sono creditore di circa 170.000 euro, che ho provato a riscuotere dai fratelli che amministrano le società del gruppo. Campione in sostanza non avrebbe avallato il saldo delle sue parcelle, tanto da arrivare alla conclusione di voler interrompere ogni rapporto. Gli voglio bene, conclude al secondo interrogatorio, ma di quell'uomo non mi fido più.